E ciao, benvenuti su canale Super. Siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, regalo di Natale alla mia fidanzata. Ancora la già fa, chi gli ha un problema. È arrivato il fatidico giorno, quello che arriva ogni anno, cioè quello del regalo, quello della scelta del regalo. In realtà già so quest'anno per la prima volta anche un po' in anticipo. È il 16 di dicembre, cioè praticamente 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Non sono bravo in matematica. 9 giorni ed è Natale. È la prima volta che riesco a fare, forse in 11 anni di carriera sentimentale, il regalo 9 giorni prima di Natale. Voglio l'ha sempre fatto mezz'ora prima. È un problema, lo so, però non mi sono mai trovato in difficoltà. Cioè nel senso, sì, mi sono trovato in difficoltà, però non mi sono mai trovato senza regalo, che è la cosa più importante. Non si chiappano i packer. Quest'anno ragazzi vi porterò con me proprio a comprarlo. In realtà già dovrei sapere quello che devo andare a prendere, perché in passato, cioè non troppo in passato, magari ne ci parlo a stamattina, perché qualche settimana fa siamo stati con i nostri amici alla Reggia a Caserta a fare shopping e lì gli piaceva una cosa in particolare, una cosa che mi è rimasta impressa, e là devo andare a colpire perché sa che ci piace, e quindi diciamo che non dovrei fare fetecchia. E quindi niente, lasciate un bel mi piace di supporto, iscrivetevi al canale ragazzi, arriviamo a 100.000 iscritti, vi prego. Sto creando una cosa assurda, una festa con tutti voi, e soprattutto lasciate qui sotto nei commenti un commento che volevate lasciare. Scrivete: quest'anno ho regalato questa cosa alla mia fidanzata, o al mio fidanzato, o a mia mamma. Fatemi sapere che regali avete fatto e vi leggo tutto e vi lascio un cuore. Voglio cosa importante, spero che ha ancora questa cosa il negozio, perché l'abbiamo visto qualche settimana fa, sicuro, e qualche pezzo sarà finito. Io spero che non tutti i pezzi. Reggi Casart. Ah, ma voglio, che bello sto da solo, che bellissimo. Primo step, trovare il negozio e non macello qua dentro. 12 seconds later. Io non ci credo. Primo obiettivo sbloccato, negozio trovato. Secondo step, pregare Gesù Cristo che trovo quello che devo trovare. Fammi vedere. Non ci sta più. Poi era questa. Allora dovrebbe essere questa, però io per conferma gliel'ho mandato una nostra amica. Mi sa essere questa, perché quella là piccolina. Questa qua grande, però questa è quella là più piccolina. Questa la nera, però in teoria dovrebbe essere questa. Cioè capo una borsa, che è un burzellino, non c'è niente qua dentro. Pongo assurdo, c'ho una memoria fotografica clamorosa. Cioè qua stava e qua la ritrovo, che mi ricordavo che stava qua. Che io faccio paura, sono un genio, un fottuto genio. Poi lei dice che io non sto mai attento a niente. Guardalo qua. Anche se qua in realtà mi ricordo che stavo andando pure in quella direzione, quelle due borse là, cioè in realtà sembra più piccola. Vabbè, vediamo la nostra amica che dice. Posso chiedere questa quanto viene? 140. Ok, allora questa va bene. Ok. Mangicana, 140 euro. Lo burzellino. Speriamo che rimane contenta. Mamma mia, ha sfumato. Faccio lo spuntino cortesia. Sì, nel caso quindi si può cambiare. Fino al 31 settembre. Spero non sia questo il caso. Bravo. Ho un carto. Posto, grazie mille, buone feste, ciao. Secondo step sbloccato. Aiuto, ti prego Gesù, sii clemente, mondo, sii gentile con me, falle piacere questo regalo. Poi dovete sapere che Roberta è abbastanza complicata sulle cose, cioè non è che rimane scontenta, sì, proprio non ci piace il regalo, però tu fa capire, quindi capiremo subito se questo le piace oppure no. Tra l'altro alla fine non vi ho detto qual è la borsa che le ho preso tra le due che vi ho fatto dire, perché anche l'altra era una borsa che le piaceva, quella dorata. Quindi niente, no spoiler. Voglio, è cosa importante che dovete sapere quest'anno. Abbiamo deciso io e Roberta, perché abbiamo cose più importanti da fare, di conservare un po' i soldi, di metterli da parte, di non farci dei regali. Quindi siamo rimasti che appunto non ci saremmo fatti regali, però ti dico la verità, voglio, non ce la faccio a non vederla scartare un regalo, se lo merita veramente per quello che fa, non solo per me ma per quello che fa in generale nella vita. E quindi niente, non ci resta che aspettare il 25, darle il regalo e sperare che ci piace. Però voglio, sapete una cosa, che liberazione quando fate il regalo, che liberazione. Ma no. Ok, voglio, è ufficialmente partita l'operazione sorpresa. Il regalo ce l'ho qui, non sto capendo niente, perché in pratica ho fatto due regali a sorpresa, uno per mia mamma e un altro per Roberta. Roberta sa che io l'ho fatto a mamma, mentre mamma sa che io l'ho fatto a Roberta. Su due sorprese, e io non sto capendo niente per organizzarle entrambe. Ci siamo. Poi ci stiamo avvicinando sempre di più all'ora X, l'ansia comincia a salire. Dovete sapere che la mia mente è malata ancora di più pure a Natale, perché dovete considerare che questo video lo sto registrando giustamente a Natale, che è un regalo di Natale, e a sorpresa di Natale voi lo state vedendo qualche giorno più tardi. In pratica noi dopo, con tutta la nostra comitiva, andremo a giocare appunto a carte a casa di
nostro amico e abbiamo fatto tutti noi ragazzi un regalo un po' particolare ad una nostra amica. Mi fermo a questo, non vado oltre, quindi traete le vostre conclusioni, non posso dire altro. Il regalo ce l'ho io, visto che Roberta lo sa che abbiamo fatto questo regalo, e quindi dirò: amo, io sto registrando un TikTok dello scherzo che faremo alla nostra amica e quindi registriamo anche il retroscena dello scherzo e quindi farò finta di darle il regalo che dobbiamo dare alla nostra amica, quando invece è il regalo per lei. Quando si rende conto che un regalo è pessimo per la compagna, la pariamo e vediamo la sua reaction. Ci siete, no? Vediamo. A few moments later. Allora ragazzi, il nostro scherzo parte adesso, mi viene da ridere. Allora però una cosa, io ce l'avevo incartato, però non fa niente. Ma tra l'altro l'avevo incartato pure bene. Cioè in una busta che non se ne poteva mai rendere conto. Cioè ci avevo pure una cosa di mia sorella addirittura per metterlo dentro. E quindi no, visto che mi avevo scherzo, la ci fa vedere pure prima che quella la cosa la ci fa. Non fa niente, non fa niente. Poi la metti là, ecco la busta. Vai. Facciamo vedere attentamente cosa c'è dentro. Cioè non se ne poteva mai rendere conto, l'ha già fatto perfetto sto. Infatti ma lo vediamo di nuovo così. Non lo scartare tutto. Cioè no, non lo scartare tutto, non lo rompere proprio tutto. E così dopo ci metto un'altra volta lo scotch. Vai. Ragazzi, questo è lo scherzo epico dell'anno. Clamoroso. Assurdo, vai giù. Cioè guardate là, avevo fatto tutto quanto perfetto. È incredibile. Va bene così. Wow, ma che sei? Questa era la busta che volevo. Buon Natale. Ma sei scemo. Che ne pensi? Ma veramente pensavo che era lo scherzo per me. E invece? Invece l'ho fatto a te. Bene. Piace? Sì. Era quello che volevi? Ma perché l'hai fatto? Hai fatto la brava, vediamo che sta. Te lo sei meritato. Un borsellino, non è una borsa. È bella però, eh? Me la sono ricordata, c'era questa. Sì, era questa. Ma si stanno sangue da che un negozio. Veramente. Beh, me la ricordavo che più o meno era così, però se ne era che questa era un nuovo macino. Ci vado qua. Voto? È un gioiellino. Buon Natale. È mo' il coso di Marta. Ah, tu sei rimasta a quello? Felice anno nuovo. Sì. Ma felice anno nuovo, un corno! Felice anno nuovo, un altro regalo. Ma come? Cioè, hai fatto la brava per meritarti tutto ciò? Sì. No, veramente, Ma non dai. è giusto però. Perché non è giusto? Perché non ti ho fatto niente? Non fa niente, va bene così. Buon Natale. Ah, ma che scemo. Ma cioè, se te l'ho fatto è perché lo potevo fare, perché mi faceva piacere fartelo. Basta che a te è piaciuto. Sì, sono troppo contenta perché non me l'aspettavo proprio, veramente io pensavo che era il regalo per Marta. E invece no, era per te. Era uno scherzo per fartelo aprire. Che bella, mi piace tutto. Quindi ragazzi, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Ma perché hai registrato il video mentre andavi a comprare? È ovvio, è un video della sorpresa. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta questa sorpresa. Un attimo solo, ma quando sei andato, scusa? Ma mo che te ne fotte, poi te lo spiego. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina, perché lui non lo dice mai, adesso lo dico io, attivate la campanellina così vi arrivano le notifiche e voi andate a vedere subito i suoi video. E noi ci vediamo in un prossimo video. E voglio- Ciao. 12 seconds later. Marta, che è? Quando rimane appena in coppa su questo. Marta! Marta!